al palco e con comodo potrà parlarci del progetto comunicativo di Matteo Ricci, Immadu, l'invenzione della Cina per l'Occidente a fronte dell'adattamento inculturativo in Oriente. Prego. Grazie Presidente, ringrazio il Presidente e la Presidenza per questa occasione che il caso vuole che coincida con la data del Capodanno cinese. Oggi entra il nuovo anno per i cinesi, l'anno lunare, l'anno del gallo, e in un'epoca in cui l'Occidente e l'Oriente oramai si conoscono o credono comunque di conoscersi, laddove le cose di cui ovviamente in modo molto sommario parlerò oggi è un'epoca in cui né l'Occidente conosceva l'Oriente né l'Oriente conosceva l'Occidente, o addirittura quel che è peggio ci si conosceva male, molto male. Quello che quindi cercherò di mostrarvi, spero ovviamente di riuscire in questo compito, è di vedere come, grazie in particolare all'opera dei gesuiti italiani, non esclusivamente, sia ben chiaro, ma quasi agli inizi quasi esclusivamente gesuiti italiani, e in particolare del padre Matteo Ricci, che appunto avrà la possibilità, come vedremo fra breve, di entrare nella Cina, uno tra i primissimi dei gesuiti a entrare in Cina, le cose cominceranno a cambiare in modo notevolmente più approfondito, sia in campo culturale e sia soprattutto e principalmente in campo scientifico. Io ho segnato per accompagnare un po' quello che dirò e soprattutto per facilitare con i nomi alcune cose, e la prima parte si può chiamare appunto l'invenzione della Cina. Una Cina che l'Occidente appunto non conosce ancora come Cina, ma casomai conosce come Katai o Katai, un termine peraltro che ancora oggi in alcune lingue europee come il russo ancora oggi denota la Cina. In russo non si dice Cina, ma si dice ancora Katai, secondo il vecchio modo. E questo primo incontro con il Katai, che è una Cina non cinese, ovvero sia una Cina dominata politicamente, culturalmente dai mongoli, quindi una Cina molto diversa da quella che poi si conoscerà allorquando l'impero mongolo nel 1368 lascerà il potere, e l'impero mongolo nella tradizione cinese è noto come dinastia Yuan. E allora questa Cina mongola è una Cina che i francescani, approfittando in gran parte della cosiddetta Pax Mongolica, ovvero sia l'impero mongolo per vari secoli è riuscito a tenere relativamente quieti e tranquilli la varia compagine di popoli dalle steppe fino all'Asia, e ciò ha permesso in particolare ai monaci francescani di recarsi ripetutamente verso appunto la Cina mongola, cioè verso il Katai. E proprio il nome di Katai entra in Occidente attraverso i francescani, che sono in gran parte francescani italiani, soprattutto dell'Umbria e del Friuli, non esclusivamente, ma soprattutto di queste zone. Ora, senza ovviamente che leggo tutto, l'ho scritto apposta, vedete ci sono dei nomi anche molto noti, autori, per esempio Pian del Carpine scrive l'Historia Mongolorum, in cui ovviamente ci sono anche delle notizie relativamente inesatte, come per esempio siamo entrati nella terra dei mongoli che noi chiamiamo tartari. Ora i mongoli e i tartari ovviamente non sono esattamente la stessa cosa, ma ovviamente non possiamo aspettarci una definizione molto più precisa per queste epoche. E infine arriviamo ovviamente al ben noto Marco Polo, adesso al di là di tutte le recenti polemiche che ci sono state sulla scientificità o comunque autenticità del testo che Marco Polo in carcere, in quanto veneziano era stato catturato dai genovesi e portato in carcere a Genova, incontra un altro incarcerato, questa volta pisano, e detterà, evidentemente per via orale, detterà a questo pisano, appunto a Rustichello da Pisa, un testo che lui avrà dettato nel veneziano della sua epoca, probabilmente anche con vari latinismi,
e a un toscano, a un pisano, il quale non scriverà in toscano, ma scriverà in francese, appunto, e nasce il Divisamment du Monde, cioè la descrizione del mondo, testo scritto in francese che all'epoca era usato regolarmente in Italia come lingua di prosa, e che verrà comunque immediatamente tradotto in varie lingue, ivi compreso il toscano e il latino, per cui avremo in Italia sia il testo in francese, il testo in toscano e il testo in latino. Questo testo, come sappiamo, in italiano prenderà il nome di Milione, che quasi sicuramente indicava il cognome, diciamo, il nome dato alla famiglia dei Polo, in quanto derivavano appunto da un Emilione che con forma aferetica e poi sicuramente con chiara etimologia popolare diventerà Milione. In parallelo potremmo ricordare la famiglia di Dante, no? Che come Dante stesso nel Paradiso ricorda, no? Aveva il cognomen di Eliseo, e poi ovviamente Boccaccio riprenderà questa informazione nella vita di Dante parlando degli Aldighieri o Elisei, appunto. E questo è un parallelismo proprio con la situazione di Marco Polo. Ma Marco Polo comunque, come Cardona molti decenni fa oramai, il compianto Cardona dimostrò, e Marco Polo non sapeva nulla di cinese, parlava, potremmo dire, tra virgolette, perfettamente il mongolo, la lingua di corte, parlava sicuramente qualche lingua turcica, leggeva regolarmente l'alfabeto uigurico e l'alfabeto Paxpa, che era l'alfabeto appunto con il quale il mongolo veniva scritto. Sapeva probabilmente anche il persiano, ma nulla di cinese. Questo è molto interessante per noi e anche comincia a creare un problema di, tra virgolette, una falsa idea della Cina, perché una Cina appunto mongolica che da lì a breve non sarebbe più esistita, ma di cui però rimarrà memoria in Europa, assieme al nome di Katai appunto, e non certo quello di Cina, Sin, Han o cose di questo tipo. È molto interessante perché al di là, ripeto, di quello che si può dire della scientificità o dell'appartenenza di questo testo a Marco Polo, resta il fatto che moltissime informazioni che il Milione ci dà sono informazioni molto precise, anche da un punto di vista linguistico. Vi faccio molto rapidamente alcuni esempi. E Marco Polo parla di Koblai come il nome del Gran Cane. Cane o Khan è il titolo del re, dell'imperatore mongolo, è una parola in origine turcica, Khan, che diventerà poi abbreviata in Cane mongolico, e il nome di questo Khan è Koblai, che Polo ci dà sempre, almeno nei manoscritti, ma i manoscritti sicuramente non conoscendo il mongolo, nessuno di coloro, dei copisti, sicuramente l'originale deve essere così, come Kubilai, con una I etimologica, perché in mongolo questa parola significa colui che fa le parti, cioè colui che spartisce la ricchezza. Questo è il significato di Kubilai. E Polo è precisissimo nel darci questo nome. Così come quella che oggi è Pechino, Pechino ovviamente è il nome cinese, Beijing, la città del nord, questo è il significato di Pechino, laddove la vecchia capitale era Nanjing, la città del sud, va bene? E invece il nome che dà di Pechino di allora, che dà Polo, è Kambalu, che è ugualmente una parola uigurico-turcica, Khambalik, ovvero sia la città del Signore. Quindi è chiaro che queste notizie sono chiaramente di prima mano di chi è stato lì, e quindi sono state trasmesse all'Europa. Ma la cosa anche interessante è il nome di questa isola, probabilmente, ma non sicuramente il Giappone, che Polo chiama Cipango. E questa isola, dice Polo, è un'isola in Levante, un'isola piena d'oro. Ora che il Giappone abbia oggigiorno oro, questo non è per niente vero, ma è vero però che intorno al 750 in Giappone si costruì un'enorme statua, ancora oggi è visibile, un'enorme statua di Buddha alta circa 17 metri, tutta coperta d'oro, nella città di Nara. Inoltre anche molte regge dei re-imperatori di allora avevano i tetti coperti d'oro. Quindi questa notizia dell'oro, effettivamente di questo Eldorado, come si comincerà a favoleggiare in Occidente, è stata trasmessa da Polo. Ma voglio ricordarvi che a questo punto si innesta un altro particolare, la scoperta nel 1492 dell'India, cioè dell'America, da parte di Cristoforo Colombo, il quale Cristoforo Colombo è testimoniato e documentato,
aveva con sé una copia latina del Milione di Marco Polo ed è glossata a mano, ovviamente a mano da Marco Polo, questa copia in spagnolo, e sono interessantissime alcune glosse perché lui vuole trovare nelle isole dell'America centrale, in Hispaniola in particolare, che sta scoprendo, vuole trovare la realtà di Marco Polo, per cui lui è convinto di essere arrivato nella terra visitata da Marco Polo. Vi porto soltanto un paio di esempi. Qui ci sono sete e stoffe in abbondanza. Perché? Perché glossa appunto la parte riguardante la via della seta, ovvero sia la via del percorso che la famiglia Polo, percorso terrestre, che permise alla famiglia Polo di arrivare dall'Occidente, da Venezia, fino appunto alla corte del Gran Cane, seta e stoffe in abbondanza. E poi ancora più interessante, Cuba si chiamava, l'isola di Cuba si chiamava in quell'epoca Cibai. Non gli sembra vero scusate, a Cristoforo Colombo. Cibai appunto è il Cipango di cui parla Marco Polo. Per cui il Cipai, che è un'isola, dice Marco Polo, Cipango, un'isola in Levante, Cipango, ovvero probabilmente il Giappone o comunque un'isola vicino alla Cina, Cipango sta a Cibai, come il Cathay sta alla terraferma delle Indie, cioè dell'America. Quindi per Cristoforo Colombo è chiarissima questa appunto identificazione tra quella terra che lui sta appunto scoprendo, via via scoprendo, e la terra di cui parla appunto Marco Polo. Ma come dicevo, la dinastia Yuan cessa, quindi la dinastia mongolica, nel 1368, vanno al potere, guardate alla fine della nota 1, la dinastia dei Ming, che rimarrà al potere fino al 1644, e questa è una dinastia cinese al 100%, ed è questa la dinastia che interessa adesso noi, perché l'arrivo di Matteo Ricci, del gesuita Matteo Ricci, è ovviamente sotto la Cina dei Ming. Più tardi, nel 1644, arriverà l'ultima dinastia, quella che ha ispirato il film L'ultimo imperatore a Bertolucci, la dinastia Qing, che cesserà poi nel 1911 con la dichiarazione della Repubblica, che è una dinastia soltanto parzialmente cinese, perché è una dinastia Manciù, che poi progressivamente si sinezzerà, ma comunque la dinastia Manciù. Ma adesso questa della dinastia Qing in questo momento non ci interessa. Ma qual è il grande avvenimento a questo punto? La via marittima. La via marittima che ovviamente all'epoca dei Polo non c'era. La via marittima che scoprono i portoghesi. Nel corso del tardo 1400 e del 1500 la marineria è in mano ai portoghesi. I quali portoghesi fanno il periplo dell'Africa, arrivano in India, fondano Goa, arrivano in Giappone, arrivano nelle Malacche e arrivano in Cina. I cinesi daranno ai portoghesi il permesso, che come sapete poi è scaduto nel 1976, di avere una terra dove loro potevano entrare, ma una terra chiusa da un muro, perché i portoghesi non potevano superare Macao, così si chiamava questa insenatura, e non potevano ufficialmente entrare in Cina se non in occasione delle grandi fiere del Canton, 2 volte l'anno, quindi i mercanti potevano entrare, ma poi dovevano rientrare al di qua del muro. Per farla breve, questa via marittima ovviamente non fa altro che spaesare gli occidentali, perché gli occidentali erano abituati ad arrivare in Oriente attraverso la via carovaniera, la via della seta, ma la via della seta in quel periodo, essendo cessata la Pax Mongolica, è un grande rischio, per cui pochissimi oramai dall'Occidente osano la via della seta e tutti invece preferiscono, anche se il viaggio è molto lungo e anche periglioso ovviamente, preferiscono la via marittima, anche perché i portoghesi hanno scoperto che usando al meglio i venti, gli alisei e le correnti, possono con le loro caravelle dirigersi come Cristoforo Colombo in direzione dell'America centrale e a un certo punto, un giorno preciso, 2 volte l'anno, possono virare verso sud e andare verso il Sudafrica e doppiare il Sudafrica. Questa è una grande scoperta della marineria portoghese che rimarrà segreta per 60 anni, mandando, scusate l'espressione, ma ci vuole in bestia gli inglesi e gli olandesi, i quali non capivano in che modo i portoghesi, senza passare per le solite rotte lungo le coste dell'Africa, potessero non passare apparentemente per l'Africa, perché andavano verso il largo, verso l'America, e poi improvvisamente girare e trovarsi già
in quello che oggi è il Sudafrica e poi il Madagascar e poi quindi l'India. Quindi questa grande esperienza, che peraltro, ripeto, doveva essere condotta con calcoli precisissimi, altrimenti le navi portoghesi non potevano più girare e si dirigevano senza poter far nulla verso quello che poi sarebbe diventato, non a caso, il Brasile, cioè la zona portoghese del Sud America, e questo ci spiega perché il Brasile è portoghese e non il resto del Sud America, perché i portoghesi lì arrivavano quando sbagliavano, non potevano che arrivare lì, a nord di Sao Paulo attuale. Ebbene, questa nuova rotta però, che è importantissima ovviamente come immaginiamo, ma modifica totalmente la prospettiva, per cui gli europei, a cominciare dai portoghesi che arrivano a Macao, e da padre Francesco Saverio, il cofondatore con Ignazio di Loyola dell'Ordine dei Gesuiti, il quale si dirigerà non tanto verso la Cina quanto verso il Giappone, questi europei che arrivano lì sono convinti di non essere ancora arrivati nel Katai di Marco Polo, quindi lo cercano ancora, perché loro trovano un paese in cui tutto è diverso, parole come Kubilai Khan, come Kambalik, eccetera, non esistono. È una Cina ovviamente cinese che non parla più mongolo e che ha modificato totalmente la propria prospettiva. E allora vedete il punto 3, quando padre Ricci finalmente riesce a entrare in Cina nel 1583, prima arriva a Goa, poi da Goa va a Macao e poi finalmente da Macao viene chiamato dal primo gesuita che entra in Cina, padre Ruggeri, Michele Ruggeri, e viene chiamato immediatamente in soccorso, per così dire. Riesce ad entrare, è molto interessante la modalità con cui entrano, ma adesso non abbiamo tempo di parlarne, entra in Cina e lui comincia a tentare, finalmente ci riuscirà, ma soltanto nel 1598 per 6 mesi, poi viene respinto da Pechino e poi nel 1600 ritornerà e viene accettato a Pechino, dove peraltro morirà 10 anni dopo e dove verrà seppellito ufficialmente in una terra concessa dai cinesi stessi, primo caso della storia dell'Oriente, dove peraltro ancora è conservata la tomba nonostante sia stata distrutta 2 volte. Ebbene, quando Ricci entra in Cina, vedete? Ecco, vedete il punto 3, una lettera che scrive: non si fidi vostra reverenza di Mappamondi, che o per non saper più o per le discordie di questi confini, che era tra il re di Portogallo e Spagna, venivano a farvi errori troppo grandi. Adesso cesseranno questi errori. Quindi il primo intento dei gesuiti, peraltro qui abbiamo un socio di questo istituto che ha lavorato intensamente su un altro padre gesuita che è successivo a padre Ricci, padre Martino Martini, il trentino Martini, autore di un importantissimo Novus Atlasinensis, nuovo Atlante della Cina, ma è successivo però ai fatti di cui sto parlando io, ma questo lo dico anche perché per mostrare quanto i gesuiti abbiano continuato a lavorare sul tema della collocazione geografica della Cina. E per far questo non soltanto hanno ragionato in termini matematici e geografici, ma hanno dovuto anche convincere i cinesi che le cose non stavano nemmeno come i cinesi pensavano. Ancora oggi il nome cinese per la Cina è il paese di mezzo, il paese del centro, perché nei mappamondi cinesi, quelli che Ricci e i gesuiti hanno trovato in Cina, il mondo era completamente distorto rispetto a come noi europei, che avevamo anche noi una visione distorta, essi avevano. Quindi è un continuo non riconoscersi in un certo senso, perché per i cinesi la Cina era il centro del mondo e intorno c'erano gli altri paesi e l'Europa era raffigurata come un'isola piccolissima rispetto alla grandezza della Cina. Quindi è chiaro che quando Matteo Ricci lentamente comincia a disegnare quella che per lui è la visione del mondo, inserendovi anche l'America che ai cinesi era ignota, è chiaro che i mandarini cinesi, cioè i funzionari di corte, sono scandalizzati e Ricci ha rischiato grosso, ha rischiato la vita, perché stava violando alcuni principi che erano considerati appunto istituzionali in Cina. Ma tanto è la capacità di intervenire con strumenti idonei, e di questo parleremo molto brevemente fra breve, da parte di Ricci, che lui riesce a convincere i cinesi di che cosa? Che quello che lui sta facendo è un'operazione di conoscenza e non certo di stravolgimento di quello che dovrebbe essere appunto la visione del mondo. Ma quello che succede, vedete, Ricci riflette sul problema almeno dal 1585.
scrive al padre Claudio Acquaviva, che era il generale dei Gesuiti: sto facendo, dice Ricci, una descrizione di tutta la Cina e cerca di spiegarsi come si pensava in Europa, la collocazione del Katai a nord della Cina. Ancora si pensa che il Katai possa essere a nord della Cina. Ebbene, dice appunto, a un certo punto, nel 98, andiamo ancora breve, quando lui sta a Pechino, Ricci dichiara che cosa? Che la Cina viene collocata tra il XIX e il XLII parallelo, latitudine nord. Ormai sta cominciando a fare dei calcoli molto precisi. Ricci è stato a Roma quando ha studiato al Collegio dei Gesuiti, allievo di Cristoforo Clavio, Christopher Clau, il grande gesuita tedesco nativo di Bamberg, che poi studiò a Coimbra e poi venne a Roma, dove poi insegnerà a sua volta, e Cristoforo Clau, vi ricordo, è colui che passerà alla storia come riformatore del calendario gregoriano. Gregorio XIII era il Papa, ovviamente non fu il Papa a riformare il calendario, ma fu un grande matematico che era appunto Cristoforo Clavio, che è stato il maestro di matematica e geometria di Ricci. Quindi Ricci veniva da ottima scuola. Cristoforo Clavio non soltanto ha riformato il calendario, ma ha commentato Euclide, e Ricci porterà in Cina il commento di Euclide e lo tradurrà in cinese per i cinesi, la cui geometria era totalmente diversa rispetto alla geometria greca. E inoltre Cristoforo Clavio commenterà la Desfera di Hollywood di Sacrobosto, un testo all'incirca del 1250, testo che anche Ricci porterà in Cina e commenterà per i cinesi in cinese. Quindi Ricci compie una grossa operazione scientifica, in base alla quale poi sarà in grado di dipingere, per così dire, in varie edizioni, il nuovo mappamondo, in cui la Cina non è più al centro del mondo, ma è una parte del mondo. E la cosa interessante è che l'imperatore, che non ha mai incontrato Ricci, non ha mai voluto incontrarlo, ma sapeva tutto di Ricci attraverso i suoi emissari, volle che Ricci gli facesse su pannelli di seta il mappamondo. E la cosa interessante da un punto di vista culturale, questo ci tengo a dirlo, è che questi pannelli di seta furono messi dall'imperatore alle spalle del suo trono, una parte a destra e una parte a sinistra, ma al centro l'imperatore mise il suo trono, per cui riuscì politicamente a ristabilire la centralità non tanto della Cina, ma dell'imperatore della Cina, nonostante la scientificità dell'epoca, ovviamente, del mappamondo che aveva oramai la Cina ufficialmente accettato grazie alle istanze di Ricci. Quindi è un'interessantissima nuova posizione dell'imperatore di Cina, il quale accetta ma allo stesso tempo reinterpreta secondo le categorie cinesi. Il tempo è praticamente finito, quindi verrei a questo punto a una conclusione. Vedete questa cosa scritta in nero, sempre della lettera mandata a suo fratello, 1608, che è la data ufficiale del riconoscimento che la Cina è il Katai di Marco Polo, 1608. Anche perché il Ricci fa fare uno esperimento, diciamo una sperimentazione pratica a un suo confratello portoghese che stava nell'attuale Pakistan, padre Bendu Ghosh, il quale padre Bendu Ghosh attraversa la via della seta e alcuni gesuiti confratelli di Ricci lo aspettavano in Cina e si incontrano. Quindi questa è la dimostrazione che la via della seta conduce dai gesuiti che sono arrivati via mare attraverso la nuova via marittima trovata dai portoghesi. E quindi 1608 questa lettera che lui invia a suo fratello a Macerata, era rimasto a Macerata, era un canonico, dice appunto, come vedete, essendo quei nomi molto differenti, quelli di Marco Polo rispetto agli attuali, ci diede occasione di dubitare, appunto, che fosse la stessa cosa. Ma ormai non possiamo più dubitare, dice Ricci. Conclusione, si fa così per dire, del mio discorso, è la seconda parte, l'inculturazione. Questo è un termine ovviamente attuale, non certo dell'epoca di Ricci, perché all'epoca di Ricci si diceva, vedete, non a caso ho messo anche il latino suadere, persuadere, è un accomodamento, come diceva padre Varignano, un modo soave, dove soave non è dolce, ma è suadere latino, cioè una modalità di persuasione, questa è la traduzione in italiano, quindi non ha nulla a che fare con il dolce, questo soave, ma persuasivo, ovvero sia una tecnica interpretativa retorica
attraverso cui vedere il rapporto, le strategie comunicative con la Cina. Le tecniche retoriche sono fondamentali, non soltanto ovviamente in Ricci, ma sono fondamentali in tutti i padri gesuiti che stanno in Cina, che ovviamente sono tutti figli del Rinascimento europeo e come uomini del Rinascimento essi si comportano. E infine, per chiudere, ovviamente il padre Ricci deve imparare il cinese perfettamente o non perfettamente, questo rimane un punto interrogativo su cui sto lavorando da parecchio tempo. Quello che vi posso dire comunque è che tutte le traduzioni che lui fa le fa in gruppo, ovvero sia secondo una tecnica che già i monaci cinesi e indiani che erano andati in Cina per convertire intorno agli anni 200-300 d.C. la Cina al buddismo, una tecnica che avevano già usato questi monaci cinesi, cinesi già buddisti ovviamente, e indiani buddisti, i quali vanno in Cina e traducono i testi di Buddha in cinese in comunità, quindi la comunità che discute il testo, quindi una tradizione e una traduzione concordata. E alla fine c'è il capo comunità, il quale si prende la responsabilità di scegliere la traduzione migliore. Così fecero i buddisti in Cina e così fa Matteo Ricci in Cina in quest'epoca. Quindi lui si serve di alcuni mandarini già cristiani o comunque sulla via della cristianizzazione, alcuni non abbiamo tempo di parlarne, rappresentano veramente dei punti di contatto estremamente importanti, va bene? E queste traduzioni quindi venivano concordate, venivano poi ovviamente accettate da Ricci e venivano anticipate da prefazioni di mandarini importanti. Ecco, e voglio chiudere proprio con alcuni passi di queste prefazioni. Siamo nel 1600 a Pechino, oramai Ricci è pienamente inserito nella realtà cinese e accettato dai cinesi. E queste prefazioni, per esempio c'è un testo molto importante che si chiama Trattato sull'amicizia in italiano, Zhao Yulun, composto a Nanshan nel 1595, guardate il punto 7, e questa edizione xilografica, vi ricordo che la Cina aveva la stampa molto prima dell'Europa, almeno 7 secoli prima, una stampa xilografica, e Ricci continua a stampare i suoi testi con la stampa xilografica, ha una introduzione curata da questo mandarino Feng Yanjing, il quale scriverà questo. Ecco, vi prego di seguirmi perché è veramente, e con questo chiudiamo, perché è veramente interessante. Allora, sussiste, come ho notato, una voluta consonanza con la strofa iniziale del primo libro di Confucio, I dialoghi di Confucio, il quale Confucio recita: l'arrivo di un amico da molto lontano non ci riempie di gioia? Ecco, ovviamente Ricci, leggendo i dialoghi di Confucio, vi ricordo che Confucio anche per i buddisti cinesi è comunque il punto di riferimento dello stato civile cinese, quindi ogni buddista cinese doveva onorare la figura di Confucio. Ebbene, è ovvio che qui questa frase di Confucio, per così dire, dà il là al testo di Ricci. Ricci lavora sulla amicizia, vi ricordo che il mondo classico occidentale, basti pensare al De Amicizia, per esempio, di Cicerone, è improntato sul tema dell'amicizia, e Ricci scopre che la Cina è improntata sul tema dell'amicizia. Questo non poteva saperlo Ricci, ma la poesia cinese raramente parla d'amore, a differenza della poesia occidentale. Spessissimo parla di amicizia. Quindi il tema dell'amicizia nella poesia cinese classica equivale al tema dell'amore nella poesia occidentale classica. Quindi il tema dell'amicizia è centrale e infatti non a caso Confucio inizia i dialoghi con questa osservazione. E allora come comincia Matteo Ricci il trattato sull'amicizia? Io, Matteo, venuto per mare dal grande Occidente, composi un opuscolo sull'amicizia. Vedete? Riprende il tema di Confucio. Venire da lontano per amicizia è un grande segno di dignità, dice Confucio. E Matteo Ricci si insinua, per così dire, no, sulla scia
di Confucio per dire lui, occidentale e cristiano, che Confucio ha perfettamente ragione e che loro occidentali la pensano esattamente come Confucio. E l'ultima cosa, appunto, e questo quindi è Matteo Ricci che parla, ma vediamo adesso la prefazione del Mandarino cinese, che è del 1601. Shodai è uno dei tanti nomi di Matteo Ricci. Dopo aver compiuto un difficile viaggio di 80.000 miglia verso Oriente, è venuto in Cina per farsi degli amici. Ecco il motivo per cui è venuto in Cina. I cinesi si chiedevano: a questo che è venuto a fare? Non commercia, non vende cose, non vuole donne, non vuole convincerci a comprare o a vendere o a allearci chissà con chi. Cosa è venuto a fare? Ecco cosa è venuto a fare. Per amicizia sono venuto a fare, dice Ricci. E infine, guardate in quest'altro testo che si chiama 10 capitoli di un uomo strano, sempre composto da Ricci. Nella prefazione si scrive: il dottor Shutai, cioè Ricci, è arrivato in Cina dopo un lunghissimo viaggio marittimo, vedete, continuo, questo è un altro testo, di 90.000 miglia, durante il quale ha incontrato 1000 pericoli e difficoltà, ricercando con perseveranza l'amicizia. E infine, e con questo veramente possiamo chiudere, sempre nella prefazione al di amicizia, cosa dice il mandarino Feng Yinjing? Un mutuo confrontarsi, un mutuo perfezionarsi, la cui base è armonia di differenza individuale, il cui ultimo fine è di non separarsi mai. Ecco ciò che si chiama amicizia. Ho riflettuto sul saggio di Ricci e sempre più, questo è splendido questo pezzo, 1601, e sempre più mi sono convinto che mentalità e dottrina dell'Oriente e dell'Occidente sono identiche. 1601. Fino al giorno prima l'Oriente aveva ignorato l'Occidente e viceversa. Quando i primi portoghesi vanno in Cina, ci vanno ovviamente per scopi commerciali. Gli spagnoli addirittura avevano pensato a un'aggressione militare alla Cina, che per fortuna è un progetto che abortisce, e in questi stessi anni, nel cuore della capitale della Cina, un mandarino a contatto con Matteo Ricci osa affermare, e il termine osare non l'ho preso a caso, osa affermare che l'Occidente e l'Oriente sono due facce della stessa medaglia. Questo significa che la strategia comunicativa di Ricci aveva trovato il canale giusto per entrare all'interno della cultura cinese. Grazie per l'attenzione.